Vogalonga Eugania, quarta edizione, un'iniziativa che è molto importante per il parco perché? Ma è importante perché fa vivere il territorio, oltretutto il canale Bisatto è una spina dorsale dell'ente parco perché attraversa ben 7 comuni e tra l'altro scorre in una zona meno conosciuta di quella che così si affaccia sul versante est verso le terme e verso Padova. Di conseguenza, ecco, con questa iniziativa c'è anche la possibilità di valorizzare un territorio che di solitamente è meno valorizzato che altri. Ecco, e poi è una manifestazione che serve anche per così in qualche modo valorizzare il canale, visto che dopo che si fa questa manifestazione così viene mantenuto perlomeno una volta all'anno più pulito del solito, insomma. Ecco, quest'anno ci sono delle novità, per esempio ad Este c'è un bel coinvolgimento dei terrestri. Sì, quest'anno ecco, a Este i vogatori così avranno la possibilità non solo di passare ma anche di fermarsi e non solo perché la manifestazione prevede anche alcune iniziative collaterali che riguardano appunto il comune di Este, quindi ci saranno anche visite presso musei ecco, so che c'è questa visita dal museo di Bevilacqua mi pare e non solo perché oltre a questo ci sarà anche coinvolgimento per quanto riguarda il tracciato di gente in bicicletta, degli amici di bicicletta e non solo gli amici di bicicletta ma anche gente che correrà a piedi oltre a chi andrà appunto in acqua. Vogalonga Eugania sta diventando una classica dell'entroterra. Sì, in effetti siamo molto felici di questo. Partiti in sordina 3 anni fa con un gruppo di amici e soprattutto con l'appoggio del Parco Colli e sta diventando qualcosa di importante, soprattutto quest'anno sarà il salto di qualità, avremo equipaggi addirittura di altre regioni, non solo padovani e veneziani, ma da Firenze, da Ferrara e via discorrendo, quindi siamo particolarmente felici di questo. Saremmo ancora più felici se riuscissimo ad avere più gente sulle sponde. Ecco, comunque quest'anno c'è anche una bella novità per quanto riguarda la Voga la Veneta. Forse stai parlando dell'Olimpica? Ah sì sì, la porteremo giù sabato, è una meraviglia, è un siluro rosso di 12 metri con 4 vogatori, è splendida, credo che piacerà a molti anche di quelli che non praticano voga veneta, ma è un qualcosa di bello da vedersi.